Urban. Della Urban Eliminator, della pedalonga. Ah, qua siamo. Non basta salita, però. Boh, grazie Sergio, bel giro. Io avevo capito che facevamo più strada per arrivare a Cormonso, le gomme a 2. Adesso ho capito dove siamo. Dimmi. Il percorso di quarantena. Ah, questi sono i tuoi percorsi di quarantena. Adesso andiamo qua su. Che figo. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Io, Sergio, Vania, Andrea e Fulvio andiamo a direzione Cormonsa a vedere la gara marathon Colli Borda. Buongiorno. Qua stiamo parlando dei sentieri di casa di buon Sergio. Me lo fai apposta. Andiamo sul miracolo qua. Destra? No, su. Adesso cerchiamo di qua. Perché secondo me da qua per chiudere. Attenzione, Sergio ha sbagliato un sentiero. Un evento. Forse mai a bene? Sì, Sergio ha sbagliato un sentiero, signori. Un evento. Ah, pensavo che andasse a destra. Passaggio dove? Buongiorno. Direzione Blanchis. Ah. Su? Cominciano già gli insulti. Dai che oggi è un giro tranquillo, solo per andare a vedere la gara. State buoni. Il mossa di questa, Una la facciamo, dai. Vabbè. Dai, via, anche giovani, Momento muro tra le vigne. (34,50) e su. Sono piantato sullo scolo. Sempre un piacere, Vania. Boh, basta. Bel giro, ragazzi, ciao. Che robe brutte, ragazzi. Ah, così per staccare il fiato. No? Ti dico io per spaccare cosa. Sì, Fulvio. Effettivamente
La gara che andiamo a vedere oggi ha come sottotitolo Sfida ai muri del Coglio, quindi mi sembra appropriato un percorso di questo tipo. Tutto questo col panino in bocca. Sai che questa settimana sono stati rovinati? Ho visto, ho letto. Hai visto? Ma anche quando siamo passati noi che abbiamo fatto la prova percorso, c'erano cartelli buttati giù. Sì, ma cavolo. Io penso che sia sempre lo stesso, sai? Buongiorno. Ciao. Chiudi l'ammo, anche la forca e su, subida. Dove ti sei andato a infilare? La cosa più brutta che potessi fare. Esatto. Qui siamo su un pezzo del percorso, ovviamente in senso del percorso stesso. Così non dovremmo rischiare di rompere le scatole a nessuno. Ciao, buongiorno. Vani è già puntato lì. Madonna Vani, sei veramente un maledetto. Io sì. Sei veramente... Ah, che bel rapportone. Ma metto anche più duro, to. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. E boh, anch'io oltre i 2000 soffro. Madonna Sergio! Cavolo, sto a raccontargli tutto, no cazzo? Tutti i segreti. E via. Ciao Sergio. Che motore, ragazzi. È 17%. Amabile. Sergio sempre sui pedali. Niente di nuovo.
E anche questi vanno forte, eh? Sergio? Dove andiamo? Lo su? Ah, ho portato via il pedale. Scusate, mi ho sganciato il pedale. Porca boia. Vania, vai. Ce l'hai? Dai. Porca miseria. Su ste robe qua 34 lo sento, eh. Ciao. Questi sono i nostri. Allora qua Matteo, mi raccomando, che abbiamo già timbrato, eh. Tu devi andare il più pulito possibile, non allungare. Nell'amo? Nell'ano. Ah, nell'ano. Non ne basta. Invece Fulvio un po' indietro, penso. Bello, bello. Ho fatto il pezzo dove l'ho lanciata con una precisione, proprio piano. Qui giriamo a sinistra, ciclo pedonale verso Aiudrio, iniziamo a rientrare. Mannaggia la puttana! Grazie Sergio! Ah. Quando è chiuso un po'. Ah, mi sono preso dentro qualsiasi roba. Ah. Ah. Madonna. Sì, vai, vai. Sì, un po' chiuso. Un po', Se riesco a districarmi senza distruggermi le mani. Mettere i guanti pareva brutto, no Matteo? Non c'è la miseria. Visto che conosco i miei polli, anche se siamo a Gradisca, mi prendo un gel e approfitto per provare uno di questi che mi erano rimasti dalla Gran Fondo Istria 300, Nutrend, gusto medicina che prendevi da bambino, non so che medicina, ma mi ricorda quella roba lì. Già so che quando siamo qua non faremo il rientro per strada come abbiamo fatto stamattina all'andata, sicuro ci scapperà un San Michele. Ragazzuoli, noi rientriamo verso casa, tu rientri per la strada?
più corta Sì, possibile. sì, sì. Tu sei arrivato. Beh, no, io a Giuliano. Sì, boh, Faccio anche. un pezzo di voi, con voi. Lui è arrivato. Cosa facciamo, Vania? Dove vuoi? Vuoi andare a San Michele? Sì, dai. Ciao Fulvio. Ciao ragazzi. Ciao Stefano, vediamo alla prossima. Ragazzi, alla prossima. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Buona domenica. Alla prossima. San Michele per dove? Non lo so. Sì. Ritorniamo un pezzo indietro, passerella, appoggio, e invece di fare il giro, fra virgolette, per fuori su asfalto per entrare a casa, scolliniamo San Michele e dritti giù, direzione pranzo, neanche casa. Oh, squadrone speciale. Grande. Ah, che bella. E noi andiamo su qua davanti per poi scendere e andare a casa. Sentiero William Klinger, mai fatto. Adesso vedrai dove viene fuori e dirai cazzo. Mai fatto San Michele da questa parte. Che belli i colori del Carso questa stagione. Allora, ieri 4 volte San Michele delle 4 salite principali in bici da strada. Oggi un bel giro sul Coglio con questa salita bonus, fra l'altro nuova, mai fatta, sempre per arrivare a San Michele. Mi sembra un ottimo bilancio. Buongiorno. E comunque dovevo scoprire una salita. Sì, guarda, grazie perché quella lì non l'avevo mai fatta. Ma non mi era neanche mai caduta sott'occhio guardando la cartina. Io non la sapevo. Bella, bella. Tagliamo Corridoni e andiamo giù per Corridoni, no? È la più dritta, no? Per fare rientro. Ah, ho capito dove siamo qua. Sì, ho capito. Almeno. Sì, hai ragione. Adesso ho capito. Come mi sono girato. Che figata, il cazzo. Bellissimo, guarda, proprio adesso dicevo. Ah. Ciao, tutto ok? Cosa succede? Tappare. Non... Soffia e non si tappa. Vuoi una camera d'aria? Ma no, è liquido. Ma magari Sì, mettevi... ma io mi sporco tutta, dai, lasciamo stare. Vuoi un vermicello? No, non lascia stare. No, tranquillo. Buona giornata. Altrettanto. Ciao, buon giro. Ciao. Adesso sul ghiaccio con i colori. È bellissimo. Una marea di vedi. È buono, vabbè, ci sta. Destra, grazie. Eccoci.
bellissimo giro, alla fine è venuto fuori un 65 con 700 e passa di dislivello. Siamo riusciti a vedere anche alcuni partecipanti della Collio Burda Marathon. Adesso fame, decisamente una fame nera. Non ho voluto mangiare l'ultima barretta perché comunque abbiamo pedalato 3 ore e mezza passate, ma forse ci stava, comincio un po' ad avere quel senso di fame. Comunque spero che vi sia piaciuto anche questo giro, lasciatemi un like in caso, fatemi sapere se avete corso alla Collio Burda Bike Marathon, che sono curioso. Oggi il percorso non era neanche male perché era meno viscido dell'ultima volta quando sono stato a provare il percorso, che l'ho tirata come avrete visto. Quindi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, ciao!